Un ambiente di grande pregio da preservare e rilanciare, quello del comune di Vittorio Veneto. Il vice sindaco Marco Dus si occuperà anche di ambiente da ben presenti anche quelle che sono le criticità, a partire dall'annosa questione dell'area ex Carnielli, sulla quale annuncia fin da subito il proprio impegno. Sì, un'area privata, diciamo che ho la fortuna di ereditare una cosa che avevo lasciato 5 anni fa fondamentalmente, sulla quale avevamo iniziato un primo percorso di importante rinnovamento e rigenerazione urbana che si è stoppato e interrotto per alcuni anni e che adesso appunto va assolutamente ripreso con una collaborazione fattiva con il privato. Un privato che è molto collaborativo e con il quale sono sicuro riusciremo a lavorare alacremente. E ad attendere la nuova amministrazione ci sono anche importanti progetti, alcuni già avviati per 10 milioni di euro, altri da affrontare ex novo. Ce ne sono tanti, ma i due più importanti sono sicuramente la nuova piscina a Vittorio Veneto, una piscina che è stata realizzata più di 50 anni fa e che merita assolutamente una nuova struttura. Altri sogni sono sicuramente il Parco Papadopoli, che è un argomento che insomma, da anni è in discussione. Io penso che si possa cominciare a lavorare sia per portare la biblioteca in questo complesso, sia anche per trovare una soluzione, magari con un accordo pubblico-privato, per realizzare una struttura che potrebbe essere anche in parte a servizio della zona industriale.